Gli aspetti che fanno più paura alle imprese italiane di questo settore sicuramente è andarci da sola, quindi con tutte le conseguenze, non conoscere la cultura, la lingua e trovare il partner affidabile del settore che può creare una collaborazione reciproca basata sulla fiducia e anche investimenti iniziali che di solito sono molto alti e soprattutto i tempi di ritorno dell'investimento che di solito dopo 2 o 3 anni cominciano ad avere le quantità consistenti dell'ordine. Mentre per gli aspetti, questi sono comunque le paure giustificate, bisogna trovare alta professionalità e serietà nel supporto, quindi persone molto ben inserite nel settore che aiutano le imprese a trovare importatore finale, quindi diminuire i passaggi e soprattutto anche la catena di fornitura, queste società altamente specializzate per garantire i prodotti e la qualità quando arrivano alla vendita al dettaglio con tempistica giusta e ottimizzare i costi che non necessita sempre il trasporto via aerea. Quindi tutti questi aspetti giustificati di paura, ma poi bisogna trovare anche le soluzioni per garantire le imprese operare nel mercato cinese in modo più sicuro.